Buongiorno, si avvicini, va dietro quel tavolo, in piedi e a voce alta legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Legga. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Claudio Zangari, è nato a Zangari. Prego, PM. Signor Presidente, signor Zangari, buongiorno. Che lavoro svolge? Attualmente disoccupato. Nel 2010 Studente. ha collaborato con l'agenzia Caramella di Messina? Sì. A chi appartiene il titolare di questa agenzia? Giovanni Grasso. Che rapporto ha con Giovanni Grasso? Rapporto di parentela. Cioè, signor Zio. Zangari, cerchi di essere... Si metta pure comodo, tolga la giacca. Aspettiamo un secondo. Assolutamente. Prego. Quindi rapporto di parentela con il signor Grasso. Sì. Di che cosa si occupa il signor Grasso? Qual è la sua attività? L'attività della sua azienda? Praticamente si occupa di produzione video, sostanzialmente. Lei ha mai svolto attività di collaborazione per la manifestazione Una ragazza per il cinema svoltasi in Sicilia nel settembre 2009? Sì. Che cosa ha fatto? Praticamente a titolo, io all'epoca ero studente all'Università di Messina. Parli più vicino al microfono. A quei tempi ero studente all'Università di Messina, studiavo fotografia, quindi con la scusa di davo una mano a mio zio per questa roba qui, sfruttavo l'occasione per fare delle fotografie, per avere un po' di esperienza, diciamo, su questo campo. Cioè avete fatto un DVD dei filmati che poi avete consegnato a qualcuno? No, questo no. Senta, non mi in occupavo che cosa consiste questo festival Una ragazza per il cinema? Se lo ricorda? Un concorso di bellezza. Allora, faccio presente, ma gli avvocati ben lo sanno, che è stato sentito il 17 settembre e dicembre 2010. Le partecipanti... 17 dicembre. Sì, signor Presidente, 17 dicembre 2010. Le partecipanti devono sottoscrivere degli atti per partecipare a questo concorso? Hanno, un onere documentale, una liberatoria, qualsiasi cosa? Credo di sì, ma non ne sono sicuro. Crede di sì, ma non ne è sicuro. Ci vuole riflettere un attimo, cioè uno va lì, si presenta senza un documento e partecipa? Oppure c'è una selezione che prevede anche qualcosa? Operazioni di segreteria non lo so, non ero al corrente di queste cose. Allora facevo tutt'altro. Faceva tutt'altro. Uno può sapere anche quello che non fa. Comunque, 17 dicembre 2010, verbale di sommarie informazioni, commissariato di Taormina, pagina 1. Le partecipanti alla finale per il conseguimento del titolo Ragazza per il cinema giungono dopo aver superato le selezioni provinciali e regionali. In media ogni regione ne esprimono 5-6 candidate. Le candidate solitamente giungono poco dopo le 14 del giorno previsto per l'inizio della manifestazione, si presentano alla segreteria dell'organizzazione, ove presentano un loro documento di riconoscimento, se non ricordo male al termine della fase di compilazione delle schede, nelle quali vengono annotati i dati anagrafici, l'altezza delle stesse, nonché dichiarano la cittadina dove hanno vinto la selezione regionale. Queste sono le sue dichiarazioni. Sì. Lei adesso che il PM gliene ha data lettura, sì. Ricorda che c'è una presentazione delle ragazze alla segreteria? Sì, come dicevo, però io non mi occupavo di questo. Io ricordo questi particolari perché facendo le fotografie ogni tanto mi affiancavo chi faceva le fotografie, i fotografi ufficiali, no? E avvicinandomi a queste cose vedevo cosa succedeva, ma non sapevo cosa andavano a scrivere. Tutto qua. Posso, signor Presidente? Prego, introdurre? Sì, però io le ho letto una dichiarazione molto precisa, dove lei descrive un iter, signor Zangari. Lei riconosce come corretta questa dichiarazione? Sì, corretto. Ha già detto che lei non ne fa parte della segreteria. Le sto dicendo, lei lo riconosce. Siccome non le faccio io in prima persona, non l'ho fatto io in prima persona, non le posso dare la certezza. Le ho viste fare. Va bene, le ha viste fare. È possibile che al vostro concorso, dico vostro, insomma, concorso di suo zio, partecipano anche ragazze minorenni? No. Non è possibile questo? Credo di no, non ne ho idea. Questo non... No, senta, però lei, voglio dire, lei deve dare delle risposte che hanno un senso. Cioè, crede di no o non ne ha idea? Non lo so. Lo dico sinceramente, non lo so. Risposta.
No, facciamo così, dividiamo la domanda. In teoria possono partecipare ragazzi minorenni a questo concorso? Che io non lo so. Non lo sa. Io le contesto, signor Zangari, che lei il 17 dicembre 2010 ha dichiarato una cosa diversa e vado a pagina 2 in alto. Per quanto concerne le concorrenti minori di età, queste dovranno essere accompagnate da un genitore o eventualmente dovevano fornire una dichiarazione scritta da parte di un loro agente. L'agente solitamente si identificava con l'organizzatore dei concorsi delle varie regioni. Sono le sue dichiarazioni. Quindi sì, è passato un po' di tempo, io non ne posso ricordare tutto. Adesso che gliene dà lettura, ricorda che potevano partecipare anche delle ragazze minorenni? Il discorso degli agenti sì, adesso quindi sì. E ricorda che le modalità di partecipazione delle ragazze minorenni sono quelle che aveva, così come le aveva riferite all'epoca? Poi non è che sia passato tutto questo tempo, un annetto, stiamo parlando del 17 dicembre 2010. Non è un'operazione che facevo io, le ripeto. Quindi non questo l'abbiamo capito. Lei si limiti a riferire quello di cui ha conoscenza. Ha già detto che non lo faceva lei. Se lo sa, dice di sì. Se no, spieghi come mai aveva detto quelle cose allora e oggi dice che non lo sa più. Perfetto. Dica, non lo so. Allora, il discorso degli agenti, sì, adesso mi ricordo questa cosa degli agenti. Quindi suppongo che si possa... Allora, il discorso è che venivano ragazzi anche dal nord Italia, questa finale si svolgeva in Sicilia e quindi molte ragazze delle regioni del nord non venivano accompagnate direttamente dai genitori e quindi c'erano degli agenti che le accompagnavano e penso di sì a questo punto, che anche non guardavo tipo l'età delle ragazze, però penso di sì. Comunque lei ha detto una cosa precisa nel non lontano 17 dicembre 2010, cioè che le concorrenti minori di età dovevano essere accompagnate da un genitore o eventualmente dovevano fornire una dichiarazione scritta da parte di un loro agente. È corretta questa dichiarazione che lei ha reso? Corrisponde al suo dato di memoria o no? È una domanda molto tranquilla. Sì. Sì, bene. Allora, concentriamoci adesso, per cortesia, mi segua, sul concorso del settembre 2009, bene? Sì. Chi lo presentava? Chi era il presidente della giuria? Presentava chi era il presidente? Emilio Fede. Emilio Fede. Quindi il dottore Emilio Fede, il noto giornalista, giusto? Sì, perfetto. RT4. Emilio Fede presentava questo festival. Le risulta che il festival fosse presentato, copresentato anche da Raffaella Azzardo? Sì. Sì. Le risulta che all'edizione del Festival del settembre 2009 abbia partecipato anche tale El Marouk Karima intesa Ruby? Sì. Sì. E come le risulta? Esatto. Perché guardi che è un suo test, il pubblico ministero, non dovrebbe porre le domande in questo modo così, come dire. E allora facciamo le domande più aperte, come mai le risulta, Presidente. che cosa è successo? Assolutamente. Risponda al Presidente che giustamente... L'ho semplicemente riconosciuta dalla televisione. Visto dei servizi al telegiornale e ho collegato la situazione. Quindi lei, dopo aver visto, cerco di capire quello che ha detto, questa ragazza nel settembre 2009 al festival, poi vedendola in televisione ha detto era lei la ragazza che partecipò. Ho capito bene? Sì. Quindi la nota Ruby era la ragazzina che partecipò al festival. Sì. Corretto, bene. Allora, la ragazza, che chiameremo Ruby per semplicità da qui in avanti, era accompagnata da qualcuno o era sola? Questo non glielo so dire. Non se lo ricorda? No. Lei, cito dal medesimo verbale di prima, pagina 2 in fondo, rispondendo alla stessa domanda più o meno, per quanto riguarda la presenza di tale Ruby, preciso che la stessa si è presentata la sera del 3 settembre in ritardo rispetto all'arrivo delle altre ragazze. La ragazza sicuramente era accompagnata da qualcuno. Ma non ricordo... Sì, questa è un'altra domanda, però, signore. Fatemi fare le contestazioni e poi farò le domande. Poi dopo sarà un'altra domanda. Allora, prima se era accompagnata, poi le chiederò, a seconda della risposta, da chi, se mi si permette. Prego.
Questo non ne ho idea. Adesso io però le ho letto quello che lei dichiarò. Lei adesso si ricorda se è così o no? Sì, io non ricordo se è stata accompagnata da qualcuno. Ecco, quindi non sì. Lei oggi non ricorda se... No. Perfetto. Quindi diventa superflua la seconda domanda, cioè da chi era accompagnata. Allora, cerchi di impegnarsi con la memoria. La ragazza che appunto noi identifichiamo con Ruby si qualificò con questo nome o con altro nome che lei ricordi? Sì, cioè dette un nome, si denominò, disse come si chiamava, le domando? Non lo so, questo dovete chiedere a chi si occupava della segreteria. Allora, io però, signor Presidente... Ecco, Scusi, però lei ha avuto la contatti scortesia con non la questa sopporto. ragazza? Assolutamente no. E come mai le era entrata così nella mente che il 3 settembre era arrivata questa ragazza? In ritardo? Allora, era il fatto perché la prima sera di quel concorso c'era una sorta di spettacolo informale, però niente di organizzato, dove tutte le ragazze che arrivavano davano saggio di cioè chi recitava, chi ballava, chi cantava. Io, dando una mano dietro le quinte, avevamo una sorta di lista su quale base mandare, base musicale, quale scenografia mettere, cose stupide anche. E mi ricordo che quando è arrivata questa ragazza a volersi esibire, non c'era niente di pronto. E abbiamo dato il microfono e ha fatto tutto lei. Per questo mi ricordo che è arrivato in ritardo su questo, non al concorso, in ritardo nella scaletta di quello che facevo io, che occupavo io. Comunque, rispetto alla domanda che ho fatto, signor Tribunale, se si denominò Rubio in altra maniera, ha dichiarato nel verbale di SIT, ricordo che si è presentata con un nome diverso da Ruby. Lei dice, lei ricorda quale nome dichiarò la ragazza? No, assolutamente. Bene. Ricorda se la ragazza disse Ruby, disse un'età, quale età avesse? Allora, l'età non la ricordo, però ricordo che ha detto un'età apparentemente bassa, cioè piccola di età, perché non lo so, quando si è presentata c'è stato da parte nostra, diciamo, un fatto tipo non li dimostra, cioè nel senso sembra più grande. Questa posso... Lei ricorda questa età bassa, come No. la definisce lei, a quanto ammontava? No, questo di preciso no, non vorrei dire... Glielo dico io, ricordandole quello che ha dichiarato nel verbale di sommarie informazioni. Lei dice, ricordo che si è presentata con un nome diverso da Ruby, dichiarando di avere 15 anni di età. Allora io le domando, disse di essere minorenne o no? Questa è la sua dichiarazione, non è la mia, è la sua. Beh, ancora più preciso, perché disse infatti. non minorenni in generale, ma 15 anni precisamente. Probabilmente l'avrà detto, io adesso giuro che non ricordo il numero esatto. No, il problema non so se l'avrà detto. Lei è sicuro che l'ha detto in quell'occasione? Il 17 dicembre del 2010? Per cui ci deve spiegare come l'ha saputo. No, Se l'ha saputo, o se non l'ha saputo e ha detto una cosa errata, ci spieghi come mai. Allora, probabilmente quando mi è stata posta la domanda, io non ricordo di aver detto l'età precisa. Ma il problema non si pone di ricordare che cosa ha detto, perché guardi, quello è scritto, perciò l'ha detto 15 anni. Non è questo il problema oggi, no? Sì. È capire quello che lei ricorda, se disse 15 anni e riferì quella circostanza in quanto esatta le posso dire con relativa certezza che ho avuto, mi ricordo, un pensiero sembra più grande. Tutto qua, ma l'età precisa non la ricordo. Lei ricorda se la Ruby ebbe modo di raccontare alla giuria qualcosa della sua vita? Cosa raccontò? Cosa raccontò? Raccontò qualcosa alla giuria? Ruby? Sì, ma non ricordo preciso, io ricordo semplicemente che ha raccontato qualcosa della sua vita privata e ha pianto. Quindi fece riferimento alla vita privata e ha pianto. Sì. C'era il dottor Fede in quel momento nella giuria? Sì. Questo se lo ricordo. Senta, poi arriviamo alla premiazione. Lei alla premiazione ha assistito, nel senso ha effettuato videoriprese, era comunque presente? Sì. Sì.
Lei ricorda se Ruby comunque nella premiazione o in altri momenti fece riferimento al cospetto di Emilio Fede, vuol dire alla presenza di Emilio Fede, alla sua età e nazionalità? Non ho capito, scusa. Lei ricorda se la ragazza Ruby, Sì. parlando con Emilio Fede e con altri, disse quanti anni aveva e di che nazionalità era? Sul palco dice? Sul palco, sì. O in altre occasioni? Non so, ci dica lei. No, Esatto. no. C'è una videocassetta sul punto, una videoripresa, Sì. da cui risulta che disse di essere minorenne e egiziana. Però, vabbè, l'ha fatta Parli a lei. voce alta, sia Sì, gentile, ci sono- perché se no non viene neanche registrato a dovere. Ci sono, Non le sentiamo. immagini che parlano. Ma lei cosa ricorda? Questo dettaglio non lo ricordo, della ragazza che dichiara... Che diceva di essere questo non lo minorenne ricordo, io e semplicemente... di essere egiziana? No, io so che si dichiara egiziana, ma ripeto, da telegiornali, da questa roba qui. No, lasci stare telegiornali. Io le chiedo quello che è avvenuto quella sera. nell'occasione, in quell'ambito Non no. se lo ricordi. Senta, andiamo alla premiazione. Se la ricorda la premiazione, la serata della premiazione? C'è stato un dialogo tra Emilio Fede e Ruby la serata della premiazione? Allora, questo ricordo di aver detto una cosa, però poi riscontrando con le immagini ho notato che non era corretto. Ah, prego. Praticamente ho dichiarato che sul palco Emilio Fede si fece, cioè disse di aiutare questa ragazza che si trovava in difficoltà, spiegando quello che più o meno aveva detto nella conversazione del pomeriggio. Avevo detto che erano insieme sul palco, invece come le immagini testimoniano non è vero, c'era soltanto lui che parla con i presentatori. Che La parlava? conversazione Che parlano con i presentatori. La conversazione del pomeriggio, scusi, non abbiamo capito. La giuria, quella che dicevo poc'anzi quando raccontava le sue... No, scusi, abbia pazienza, infatti, noi non come- c'eravamo, ci spieghi, non abbiamo capito la conversazione del pomeriggio, il palco la sera, che non Allora, abbiamo capito... prima dello spettacolo, il pomeriggio, si svolge una giuria tecnica, diciamo, dove c'è una commissione e le ragazze che parlano delle loro aspirazioni, di prove di recitazione, tante E piccole quello cose. che ci ha detto prima, che lei era dietro le quinte a mettere la musica, le cose che No, occorrevano. quello è successo... Un'altra cosa ancora. Sì, un altro proprio. Un altro giorno, giorni dopo. Ed è in quell'occasione che le rivedevo quando la cosiddetta Ruby dichiarò cioè pianse per una situazione che aveva spiegato la sua situazione. Poi, questo è il pomeriggio. La sera il signor Fede raccontò in minima parte questo episodio sul palco. Però, al contrario di quanto dissi, non c'erano entrambi sul palco, ma c'era solamente il dottor Fede che lo raccontava al pubblico insieme ai presentatori. Tutto qua. Al momento della premiazione questo. Se non sbaglio prima. Comunque nella serata della premiazione. Sì. l'ultima Esattamente. Nella serata della premiazione, per correttezza del Tribunale però è bene fare la contestazione, così si capisce che cosa aveva contrariamente detto. Siamo a pagina 3 in fondo. Nel corso della premiazione, come ha detto, è avvenuta il 6 sera, il presidente della giuria, signor Emilio Fede, prima di proclamare la vincitrice della selezione di una ragazza per il cinema, mentre tutte le partecipanti al concorso erano sul palco adibito alla sfilata, invitava spontaneamente la ragazza a nome Ruby a farsi avanti, poiché questi rimasto particolarmente colpito dalla sua storia personale narrata dalla stessa, nel corso della selezione decideva di parteciparla al pubblico presente. Lei è questo che ha dichiarato. Sì. E oggi fa questa rettifica. Sì. Cioè nel senso che Ruby non sarebbe stata lì in quel momento. Sul palco insieme a lui. Ma in quel momento. nel narrare queste vicende il dottor Fede faceva riferimento a Ruby? Credo di sì, perché a Crede lei si di sì. riferiva. Lei lo conosce il dottor Fede? No, Ma lo ha visto quella sera, poi non l'ha più incontrato, vuole dire? Non l'ha più mai più incontrato. visto. E suo zio Grasso Antonino lo conosce il dottor Fede? Che lei No. sappia? No. Visto che è stato invitato a presiedere una giuria di un festival, non lo conosce? L'ha conosciuto lì la prima Ma volta? il mio zio, diciamo, non è che ha organizzato la giuria e tutto il resto. Non è lui che si occupava. Poi, no. comunque lei non sa se si conoscono o lo esclude? No, lo escludo proprio. Lo esclude, su questo è netto. Grazie, non ho altre domande. Per adesso. Prego le difese.
buongiorno. Buongiorno. Scusi, solo poche precisazioni. Lei non ricorda con che nome, lei ci ha detto prima, e ci è stato letto anche il verbale, che si era presentata con un nome diverso da Ruby. Lei ricorda con che nome diverso si era presentata? No. Senta, quando lei dice di aver visto la ragazza raccontare alla giuria le sue vicende e che appunto era piangente, ricorda i particolari del racconto? No, perché essendo mi occupavo di fare fotografie, quindi non anche tra virgolette di backstage, cioè nel senso, mentre le ragazze dopo di lei dovevano intervenire, andavo a riprendere loro, perciò facevo entra e esci da una stanza, da quella stanza. Ecco, guardi, per il suo ricordo, lei quel giorno, quando sto sentito a pagina 3, a metà, ha dichiarato, mi sembra di ricordare che diceva di essere scappata di casa o di essere stata abbandonata dai genitori e di trovarsi da sola in Italia. Ecco, adesso che le ho riletto questa sua dichiarazione, le pare che sì, sia rispondente al suo ricordo? Qualcosa del genere, io di preciso tutto il discorso non l'ho seguito. No, ma difatti lei qui ha detto mi sembra, sì, cioè, sì, se, mi sembra. Se è questo il suo ricordo oggi, se lo era ieri ovviamente. Senta, no, direi che allo Stato non ho nessun'altra domanda, grazie. Con il suo consenso, grazie signor Presidente. Una sola informazione, forse da lei. Lei ha parlato di un'organizzazione, di una segreteria che registrava. Sa chi teneva il nome delle persone che erano addetti a questa segreteria? Non glielo so dire. Non le so dire. Può essere stato Giovanni Grasso? No. Può essere stato Antonio Lopresti? Era lui il padrone del concorso, quindi era lui dovrebbe saperlo. Sì. Grazie mille, è tutto, grazie. Grazie, può andare.